A Borgo Valbelluna, nel vigneto Poggio Pagnan, è stata inaugurata la terza rassegna del simposio regionale di Spaventapasseri in Vigna. Quest'anno gli Spaventapasseri sono giunti alla terza edizione, nuovi artisti ci hanno accompagnato per fortuna e il progetto con le scuole va avanti, anche se purtroppo oggi non sono presenti per problemi di tempistiche e di didattica, ma saranno presenti per tutto l'autunno con un progetto condiviso. Un appuntamento biennale perché abbiamo voluto dare più luce e più importanza facendolo biennale senza diventare banali, chiaramente. Oltretutto, 7 artisti, quando producono i nostri spaventapasseri, abbiamo visto che le strutture durano nel tempo, ne abbiamo ancora della prima edizione e quindi per evitare di occupare troppo spazio in vigneto abbiamo deciso di farla biennale per creare uno più interesse e due per dare varietà una volta ogni tanto. L'evento, diretto dal maestro Beppino Lorenzet, ha riunito artisti del Bellunese e del Veneto che hanno realizzato spaventapasseri con materiali naturali e di recupero. Gli artisti vengono scelti in base al carattere, alle disponibilità, perché io giro parecchi simposi di scultura e cerco quelli più adatti anche per lavorare per i bambini, per lavorare per il pubblico e quelli che hanno la mentalità anche di non fare solo scultura vera e propria, ma dedicarsi anche a delle performance, chiamiamo così, per cui li scelgo in questa maniera, ma soprattutto perché questi scultori stanno bene anche tra di loro, perché in un ambiente come questo hanno bisogno di comunicare con tutti e questa è la scelta. Lavoro, c'è parecchio lavoro perché da pensare, la scelta, i materiali e la sicurezza poi quando vengono messi nell'ambiente, insomma. Ma lo scultore non è che si preoccupi più di tanto del lavoro, loro ci tengono a partecipare quando partecipa, come io non sapevo cosa facevano, però ho visto che tutti hanno delle estrosità particolari che mi fa molto piacere. Le opere resteranno in esposizione fino al loro deterioramento, affiancandosi a quelle delle edizioni precedenti. Durante la giornata è stato presentato il progetto Semi-insegni di Donne Coldiretti Veneto, con visite guidate e momenti conviviali. Come Coldiretti presentiamo oggi il progetto che si chiama Semi Insegni e in questo caso qui a Poggio Pagnan possiamo imparare anche, quindi possiamo insegnare anche come fare degli spaventapasseri. Noi come Coldiretti Belluno entriamo in tutte le scuole della provincia di Belluno, incontreremo quest'anno 727 bambini, quindi 40 classi, 8 istituti in totale e porteremo quello che è il sapore e il sapere contadino all'interno delle classi. L'azienda agricola Poggio Pagnan, promotrice dell'iniziativa, ha ricevuto il premio Valore d'impresa 2025 da Casa Artigiani Belluno Dolomiti.